Si stanno moltiplicando a Abano manifestazioni di protesta. Questo è uno dei volantini che sono stati distribuiti tra le case infilati alle inferriate dei cancelli. Il gruppo Cittadini per Giare si incontrerà questa sera, mentre il comitato Abano dice no, sostenuto da Fratelli d'Italia e Forza Nuova, scenderà in piazza martedì. Ecco l'invito. Invece domani, davanti ai cancelli del Primo Rock, manifesterà la Lega Nord. Una levata di scudi contro il commissario Aversa, che ha dato disponibilità alla prefettura all'accoglienza di 200 migranti che arriveranno entro fine ottobre. Abbiamo provato ad andare ad Abano oggi, ma il commissario è a disposizione soltanto 2 giorni a settimana e le notizie ai cittadini arrivano soltanto attraverso la stampa. Così anche il comune vicino, Montegrotto Terme, in questi giorni è preso d'assalto. Stiamo facendo di tutto per evitare una catastrofe, per evitare che succedano dei casi come abbiamo visto altrove, che arrivano in maniera incontrollata a centinaia di persone. Noi stiamo facendo fronte a un'emergenza in maniera seria e poi si trovano i pagliacci della politica che... Durissimo il sindaco di Montegrotto contro le manifestazioni di protesta spontanee nate in questi giorni sul territorio. L'amministratore non può incatenarsi, mettere le tendine, fare i quadretti fuori dal municipio. Un amministratore deve affrontare con serietà ogni questione e soprattutto crea un danno d'immagine rispetto al nostro territorio. Ma la notizia dell'arrivo dei profughi arriva in 2 comuni già pesantemente colpiti dallo scandalo Tangenti, con cittadini che si sono visti rubare dai propri amministratori denaro per le opere pubbliche, il lavoro per i servizi sociali e che oggi non sono più capaci di accettare scelte imposte dall'alto. Non dimentichiamoci che noi ereditiamo, sia ad Abano che a Montegrotto, una situazione molto complessa, molto pesante, perché adesso si parla dell'emergenza profughi, però arriviamo da un periodo in cui c'è stato uno scandalo legato alla corruzione che ci ha affossato in tutti questi anni.